Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del ROS nei pressi della clinica Maddalena, nel quartiere San Lorenzo di Palermo. Finisce così, dopo quasi 30 anni, la latitanza di Usicco, il ricercato numero 1 in Italia. Dopo il blitz nella clinica a Palermo, ormai l'ex superlatitante Matteo Messina Denaro è stato trasferito in una località segreta. Denaro, a quanto si apprende da fonti investigative, faceva periodicamente controlli in quella struttura che la scorsa notte, durante il blitz del ROS, era stata messa in sicurezza con diverse decine di uomini per tutelare tutti gli altri pazienti. Il boss di Castelvetrano era l'ultimo padrino della mafia saggista di Totò Riina. Messina Denaro ha diverse condanne all'ergastolo per le strade di Capaci, di Via D'Amelio, per gli eccidi del 1993 a Roma, Firenze e Milano, oltre che per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito. Il vecchio capomafia di Castelvetrano, Ciccio, storico alleato dei corleonesi di Totò Riina, era latitante dall'estate del 1993, quando in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiosi di Roma, Milano e Firenze, preannunciò l'inizio della sua vita da Primula Rossa. «Sentirai parlare di me», le scrisse, facendo intendere di essere a conoscenza che da lì a poco il suo nome sarebbe stato associato a gravi fatti di sangue. «Mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità. Il capomafia trapanese è stato condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quelli del piccolo Di Matteo, figlio del pentito strangolato e sciolto nell'acido dopo quasi 2 anni di prigionia, per le stragi del 92 costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, per gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. Messina Denaro era l'ultimo boss mafioso di prima grandezza, ancora ricercato per il suo arresto. Negli anni sono stati impegnati centinaia di uomini delle forze dell'ordine. Oggi la cattura ha messo fine alla sua fuga decennale, una latitanza record come quella dei suoi fedeli alleati Totò Riina, sfuggito alla Menette per 23 anni, e Bernardo Provenzano, riuscito a evitare la galera per 38 anni. Grandissima soddisfazione per il risultato storico nella lotta alla mafia, ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, appena apparsa la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco. Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all'Arma dei Carabinieri, che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie. Oggi, 16 gennaio 2023, i carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della Regione Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche.